morte di Alex Marangon rimane avvolta nel mistero. Venerdì l'autopsia, intanto emergono ulteriori particolari sulla festa New Age all'abbazia di Vidor. In un anno liste d'attesa battute nella ULSS 3 Serenissima e ULSS 4 Veneto Orientali. In entrambe restano criticità per prestazioni di oculistica e dermatologia per la carenza di medici. Al Civile di Venezia, presto possibili accorpamenti di reparti per dare le ferie al personale carente sanitario. La denuncia dei sindacati al presidio di oggi proprio davanti all'ospedale. 26 patenti ritirate in 2 giorni dalla Polstrada nel corso dei controlli lungo il casello Meolo Roncade e a Jesolo. Automobilisti positivi all'alcol test oltre i limiti e a droga. Il rinnovo del contratto dei portuali di Venezia e Chioggia passa attraverso la 2 giorni di sciopero di giovedì 4 e venerdì 5 luglio, lo stallo dallo scorso dicembre. Il ritorno del turismo americano di alto livello e poi già da ora un calendario denso di prenotazioni che riempie gli hotel a Venezia fino a fine ottobre. Domani sera con il gruppo musicale Il Volo, Piazza San Marco a Venezia accoglie la prima delle grandi serate di musica italiana. Per noi l'emozione più grande, così il trio. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo subito con la cronaca, la morte di Alex Marangon in primo piano perché rimane ancora avvolta nel mistero la sua morte. Venerdì l'autopsia. Alex aveva saputo della festa tramite un tam-tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa saranno le indagini ad accertarlo. La procura con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa ma che se presa in quantità maggiori potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave da sempre pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda, però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani. Ha una lesione all'addome ed un morso, forse causato da un animale. Inoltre aveva l'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina. Poi l'allarme e le ricerche, la speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello. La sanità ora al punto sulle liste d'attesa, all'ULSS 3 Serenissima, liste d'attesa abbattute del 90% in un anno. Taglio di oltre il 90% delle prestazioni in lista d'attesa in un solo anno nella ULSS 3 Serenissima, a dirlo il direttore generale. L'anno scorso partivamo da più o meno in questo periodo da circa 9.000-9.500 visite in galleggiamento, oggi siamo a poco più di 900, quindi c'è stato un lavoro importantissimo. L'ottima performance in particolare sul fronte delle prestazioni P, quelle cioè da erogare entro 90 giorni, abbattute del 92% rispetto alla media regionale del 62%, e cioè
con le 3.850 prestazioni pendenti a giugno 2023, a giugno corrente sono 301 quelle ancora in attesa di essere evase. C'è criticità per le prestazioni di dermatologia e oculistica. Questa criticità è registrata a livello regionale e anche nella nostra USL. Il punto ora all'US 4. Nell'ultimo anno ha battute le liste d'attesa anche nella ULSS 4 del Veneto orientale in tutte le discipline, così dalla stessa azienda ospedaliera. Che è passato da circa 22.000 prestazioni, quali avevamo in lista nel marzo del 2023, alle 5.500 odierne. Questo abbattimento ha riguardato tutte le discipline in modo omogeneo ed è stato guidato dalla cabina di regia regionale, che ha visto la partecipazione della nostra CUP manager e ha permesso di scomporre un problema così complesso come quello delle liste d'attesa in tutta una serie di azioni progressive e graduali che hanno investito tutti gli ambiti del fenomeno liste d'attesa. Criticità tuttora presenti invece per dermatologia e oculistica, il perché è così spiegato. Le quali noi facciamo fatica a trovare gli specialisti e quindi insomma quelle sono più difficili, ecco, da aggredire dal punto di vista dell'attesa. Al civile di Venezia, presto possibili accorpamenti di reparti per dare le ferie estive. Infermieri OS, la denuncia dei sindacati nella contromanifestazione andata in scena oggi al San Giovanni e Paolo. Mentre nella sede della ULSS 3 a Mestre si parla di abbattimento di liste d'attesa, in contemporanea a Venezia, al civile, la manifestazione con il primo degli annunciati 5 presidi con cui i sindacati chiedono assunzioni più celeri per la cronica carenza di personale. Al San Giovanni e Paolo si stanno valutando imminenti accorpamenti di reparti per poter concedere le ferie estive al personale infermieristico e OS. Per i cittadini significherebbe una riduzione dei posti letto, così i sindacati. Servono più risorse per il nostro territorio, servono assunzioni, serve personale, serve mettere al centro la tutela della salute in un'area complicata come quella veneziana. Prendiamo ad esempio la situazione di una collega che lavora in pronto soccorso, la quale per sopperire alla mancanza di personale nell'organico deve effettuare 12 ore, le quali risultano anche disagianti sotto il punto di vista di una vita privata. 40.000 firme raccolte e consegnate alla Regione tra Camera del Lavoro di Venezia e Funzione Pubblica del Veneto per chiedere un piano straordinario di assunzioni e per chiedere risposte urgenti per il diritto alla salute dei cittadini di questo territorio. Ad oggi risposte nessuno. Apriamo la pagina della cronaca. In 2 notti ritirate dagli agenti della Polstrada ben 26 patente per guida sotto effetto di alcol e droga. 26 patenti ritirate in 2 notti per guida sotto l'effetto di droga o perché in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli della Polizia Stradale, registrati il 28 giugno all'uscita del casello autostradale di Mello Roncade e il giorno successivo a Jesolo. I poliziotti, grazie ad un laboratorio mobile, hanno potuto eseguire direttamente su strada le analisi sull'alterazione alla guida dovuta all'assunzione di droga. Al casello di Roncade controllati oltre 500 veicoli e 53 conducenti, con nel dettaglio 15 patenti ritirate per l'assunzione di alcol e 2 per cocaina e cannabis. La notte successiva a Jesolo gli agenti, nell'ambito della campagna di prevenzione e State con noi, hanno controllato 148 conducenti, con 9 di loro, 6 uomini e 3 donne, sanzionati per essere risultati positivi all'alcol test, oltre la soglia minima di 0,50 grammi per litro di alcol nel sangue. Scontro sfiorato questa mattina per un soffio tra i canali veneziani tra 2 vaporetti carichi di passeggeri. I 2 mezzi hanno rischiato di scontrarsi all'incrocio con il canale di Canareggio a causa della rottura del timone del vaporetto della linea 42. La rottura mentre il capitano stava facendo manovra e in quel momento stava passando un altro mezzo della linea 1 e si sono così quasi scontrati, nulla di grave fortunatamente.
E il personale dei porti di Chioggia e Venezia domani e venerdì incroceranno le braccia per lo stallo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale che permane ormai da dicembre. Lo sciopero coinvolgerà sia i lavoratori turnisti che quelli giornalieri, ad esclusione delle figure che sono responsabili della sicurezza degli impianti e la tutela del patrimonio aziendale. La vigilanza e il mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili, animali vivi e per il controllo merci pericolose. Parliamo ora di turismo, perché il turismo americano di alto livello è tornato a Venezia e poi già da ora un calendario denso di prenotazioni che riempie gli hotel della città fino a fine ottobre. Già dai primi giorni d'estate a Venezia è fitto il calendario di prenotazioni negli hotel anche fino a fine ottobre. Nella seconda stagione post-Covid il turismo in laguna segna e può dichiararsi pienamente ristabilito. E la crisi pandemica ormai alle spalle ha lasciato però in tanti turisti l'abitudine a programmare per tempo, abbandonando le prenotazioni last minute, le proprie ferie. Il Covid ha lasciato una buona tradizione sugli ospiti, ha insegnato a come si fa a programmare le vacanze, quindi oggi riusciamo ad avere una visibilità di lungo periodo anche nel corso dell'anno, non più al last minute come eravamo abituati, che il fine settimana sapevamo il lunedì quando i dati di riempimento. Oggi più o meno riusciamo ad avere una visibilità fino a settembre-ottobre, proprio perché la gente ha imparato a prenotare. Buone le presenze, dice il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto. Il pernottamento medio nella città per quanto riguarda gli alberghi è 2,03 notti, quindi siamo ancora un pochino bassi. Tante persone vengono a Venezia, ci vogliono venire a vedere, però si fermano poco e stiamo cercando comunque di trovare il modo di dare dei servizi, delle opportunità, come l'accordo che abbiamo fatto con Venezia Spiagge, per poter offrire dei servizi che non sono solo quelli della città storica, ma anche quelli di una splendida spiaggia come quella del Lido. Sono tornati gli americani in grande stile. Il consolidamento degli americani come quest'anno, che sono circa il 18%, e la cosa più importante è che il 76% degli statunitensi alloggiano in strutture di 4 e 5 stelle, quindi si confermano quella che è la nostra utenza preferita, quella che è la capacità di spesa più ampia. Sabato saldi al via, si attendono migliaia di visitatori all'outlet di Noventa di Piave. In accordo con l'amministrazione comunale si sono prese contromisure in termini di parcheggi e viabilità. Saldi estivi al via sabato e all'outlet di Noventa di Piave si prendono le necessarie contromisure non solo per agevolare i clienti, ma anche per non intasare il traffico di una delle strade verso il mare più frequentate. Nelle giornate più calde in termini di afflusso, il sabato e la domenica, saranno messi in campo parcheggi extra. Inoltre, in accordo con l'amministrazione comunale e la polizia locale, in caso di rallentamenti sarà predisposta l'apertura di un canale di uscita su via Calnova verso la zona industriale per agevolare il flusso verso San Donà, il litorale e Cessalto, con il relativo innesto in A4. Ci aspettiamo flussi abbastanza importanti di qualche decina di migliaia di persone per giorno, anche se è vero che i flussi estivi sono molto più diluiti e proporzionati a cavallo delle giornate lungo tutta l'estate. Siamo consapevoli ovviamente dell'impatto sul traffico, quindi abbiamo deciso di estendere per i primi 2 weekend l'orario del centro, che aprirà dalle 9 del mattino e resterà aperto fino alle ore 21. Abbiamo predisposto i soliti parcheggi straordinari in zona industriale, che saranno serviti attraverso una navetta in andata e in ritorno, unito al fatto che ci sono a disposizione numerose modalità diverse dell'auto per venire al centro. E poi i servizi ferroviari e i bus navetta, non solo da Piazzale Roma a Venezia e dalle spiagge. Novità dell'ultima ora, un nuovo servizio in accordo con MOM, l'azienda di trasporto pubblico trevigiana, attivo anche il venerdì, confermata all'aeroporto Canova, alla stazione dei treni e alla stazione dei bus di Treviso. Mezzi pubblici quindi per evitare l'eccessivo traffico da e per la cittadella dello shopping. E sempre nel segno del green, nell'area parcheggio sono state aumentate le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Con l'ampliamento e la disponibilità di 20 colonnine, che diventeranno poi il mese prossimo 40, sicuramente avrà modo di essere un servizio molto apprezzato sia dagli italiani che dai turisti. A Martellago nasce il centro civico grazie alla cessione di un edificio di Centro Marcabanca al comune. Il sindaco, finalmente una casa per le associazioni del territorio. Siglata l'intesa tra il comune di Martellago e Centro Marcabanca per la cessione al comune del Giardino Santo Stefano, stabile che una volta ristrutturato diventerà la casa delle tante associazioni del territorio.
Abbiamo siglato questo accordo col centro Marcabanca per avere un centro civico a Martellago, una cosa che chiedevano tanti cittadini ma soprattutto le nostre associazioni. Oggi di proprietà è nostra, verrà ceduto alla municipalità una volta ristrutturata. Ecco, questo sarà un passaggio tecnico che faremo e verrà messo a norma e secondo le esigenze della municipalità da un lato e delle associazioni stesse dall'altro. Un accordo importante per Martellago, paese in cui mancava un centro civico che potesse ospitare le varie attività associative presenti. Avendo un comune con molte associazioni ci serve molto spazio, purtroppo le stanze non sono tante e avendo acquistato adesso questo centro diciamo che riusciremo a soddisfare tante associazioni. Una perfetta sinergia tra pubblico e privato, un servizio fortemente sociale che doveva essere comunque svolto dalla municipalità. Con tutte le difficoltà del caso, la burocrazia in Italia è assai nota, ma alla fine ci siamo riusciti. Ma la cosa più bella è che il centro Marcabanca ha sposato un mio progetto, un nostro progetto, che finalmente daremo di nuovo l'allo studio ai nostri ragazzi e infatti darà in concessione al comune una stanza tutta per i ragazzi a titolo gratuito. È bello questa interazione tra pubblico e privato che secondo me sta funzionando. Torniamo a Venezia perché il vicepresidente della seconda commissione consigliare permanente Jonathan Montanariello ha presentato il progetto ciclabile Adige-Brenta-Chioggia a Palazzo Ferrofini. L'ambizioso percorso ciclabile presentato a Palazzo Ferrofini da Jonathan Montanariello del Partito Democratico è lungo 10 km, collega i territori di Rosolina e Chioggia seguendo le rive dei fiumi Adige e Brenta. Una pista ciclabile in grado di offrire agli abitanti delle frazioni di Chioggia una strada sicura evitando la pericolosa strada Romea. È un progetto che mette insieme una pista ciclabile che va dall'Adige al Brenta, è un progetto che nasce dai territori con le migliori esperienze progettuali dei territori di Sant'Anna, con una collaborazione con i territori delle frazioni di Cavanella, con Rosolina. È un progetto che non ha nulla a che vedere con l'Avento, che è un'importantissima pista ciclabile, ma che taglia esternamente i nostri territori. Il progetto Adige-Brenta-Chioggia rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile. Una ciclabile sicura permetterebbe sia ai cittadini residenti che ai turisti di attraversare il nostro territorio a sud della laguna di Venezia in tutta sicurezza, senza ansie o paure anche per l'attraversamento della strada statale Romea, che è una delle più pericolose d'Italia. La ciclabile offre un percorso urbano facilmente raggiungibile anche per i turisti provenienti dai campeggi. Lungo il tragitto potranno trovare locali aperti, assistenza tecnica per le biciclette e ammirare le numerose bellezze artistiche e architettoniche dei territori. Il progetto unisce diversi territori promuovendo la mobilità sostenibile e il turismo slow, contribuendo al benessere sociale della comunità. Per noi che gestiamo strutture ricettive all'aria aperta, che rappresentiamo a Chioggia un'utenza importante che ama viaggiare in bicicletta, noi facciamo circa 1 milione di presenze all'anno, mettere a disposizione i nostri territori, la conoscenza dei nostri territori in maniera sicura e vivendo all'aria aperta è per noi un progetto da sostenere e molto ambizioso. E domani sera Piazza San Marco ospiterà il volo. Da giovedì sera saranno 5 serate di grande musica nel parco della piazza più bella del mondo, Piazza San Marco a Venezia, che si prepara così con l'abito da sera delle migliori occasioni. Giovedì sera aprirà il programma e il tour Il Trio del Volo, 5.000 posti tutti a sedere, sperando che il meteo non faccia brutte sorprese. Lo scorso anno Laura Pausini si esibì per 3 sere con l'acqua che bagnava la piazza. Il benvenuto a tutti gli artisti da parte del sindaco Luigi Brugnaro. Il trio così si era raccontato alla presentazione della tappa veneziana ai microfoni di Antenna 3. La risposta è siamo emozionati perché Venezia appartiene un po' a tutti noi, è il sogno di qualsiasi persona visitarla almeno una volta nella vita e per chi svolge la nostra professione credo sia uno dei momenti più importanti della nostra carriera. Dietro a quello che abbiamo combinato in 15 anni c'è un grandissimo lavoro che all'inizio è stato fatto dal nostro manager Michele Torpedine, poi quando cresci inizi ad entrare più nel
nell'ottica lavoro e c'è tanto impegno dietro. Durante il concerto Gianluca Ginobili, Ignazio Boschetto e Piero Barone proporranno i brani dell'album Ad Astra, il primo di inediti che riflette l'evoluzione personale e artistica del trio, insieme ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo. Noi non siamo altro che un tramite attraverso le nostre voci di portare quello che è il nostro patrimonio culturale, che appunto è il bel canto che ci permette di girare il mondo. E poi sì, il bel canto è come un'opera d'arte di Caravaggio, ma anche come il Colosseo, come Piazza San Marco. È chiaro che potrebbe essere la colonna sonora perfetta, come dicevo, per questa cornice. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.